Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Voltiamo pagina. Alla questura di Pordenone arriveranno 4 nuovi agenti a dicembre e 5 ad aprile, ma l'organico è sotto di 60 unità, lo ribadisce il vice segretario nazionale dell'FSP Polizia di Stato, Raffaele Padrone. Segretario, l'11 dicembre arriveranno in forza alla questura di Pordenone 4 nuovi agenti, una buona notizia? Ma al di là della buona notizia, insomma, ricevere personale fa sempre piacere, però sono numeri irrisori per la città di Pordenone e comunque personale che aspettavamo, che fa parte di un piano triennale, quindi nulla di nuovo, anzi è chiaro che non sono contento perché pensavo in un incremento, cioè in una modifica di quello che è questo piano triennale. Adesso, secondo questo piano, ad aprile ne arriveranno altri 5 in città Pordenone. Speravo che dopo fatti incresciosi come quelli di Trieste e continue attività in città, una modifica da parte del Dipartimento. Questo non è stato possibile, questo non è possibile e pertanto sono dell'idea ancora che della sicurezza a pochi importa. Quante persone servirebbero per avere un numero sufficiente di agenti qui sul territorio? Abbiamo un organico che va sotto ai 60 unità in questo momento, quindi da qua a 5 anni la questura di Pordenone veramente rimarrà un briciolo di personale. Posso anche dire che ci sono situazioni così gravi, ad esempio in città a Trieste che riceverà 4 unità, 3 unità a Gorizia, 0 per la città di Udine. Nelle prossime settimane ci sarà anche un incremento delle pattuglie miste. Sarebbe stata l'occasione appunto per migliorare questa situazione e mandare di più persone a Trieste. Da Pordenone a Chernobyl in Vespa e ritorno, e questo è il viaggio compiuto da Massimo Berlenga nei luoghi del disastro nucleare all'interno di un progetto di beneficenza a favore del Crodi Aviano.